panelle. Altro non sono che schiacciate di farina di ceci fritte. Una cosa facilissima da fare, ma gustosissima. Quindi, farina di ceci, ben setacciata, 250 grammi. La verso, mescolo un pochino, poi pian piano verso l'acqua, 1 litro di acqua, un pochino alla volta, mescoliamo bene. Questa è l'operazione più complicata all'inizio, complicata per modo di dire. Non dobbiamo far venire i grumi. Altra acqua. Vedete, piano piano sta prendendo la consistenza desiderata. Il composto è ben amalgamato. Mettiamo subito sul fuoco. Alziamo il fuoco o la potenza di induzione come in questo caso e portiamo all'ebollizione. Mescolate sempre. Io aggiungerei già del sale grosso. Piano piano prende consistenza, è una polentina. Ecco qui, ha spiccato il bollore. Dal momento che spicca il bollore, abbassiamo subito il fuoco. Mettiamo a un fuoco medio, andiamo di tanto in tanto a girare, a mescolare il tutto per non far attaccare il composto sul fondo del nostro tegame e lasciamo cuocere per all'incirca 20 minuti. Intanto preparo un'altra cosa. Prezzemolo. Trinciante, lo sapete ormai benissimo, l'avete imparato, usate il trinciante sempre per fare questo lavoro. Passati 20 minuti andiamo ad aggiungere il prezzemolo all'interno della polentina di ceci. Mescoliamo. Una volta mescolato il tutto, una volta si faceva su dei bei piani d'appoggio di marmo, no? Oggi possiamo utilizzare, chi ha il marmo in casa può utilizzare il marmo, quindi va passato dell'olio di arachidi, di olio extravergine oliva, va unto questo piano e poi messa questa polentina. Noi oggi possiamo farlo in questo, delle teglie. Prendo dell'olio sempre, metto qui, ne prepariamo subito 2, eccola qui un'altra. Poi una mano o un pennello o una carta assorbente o uno strofinaccio, fate questo lavoro. Passate l'olio su tutta la superficie. Versiamo il composto. Io la amo sottile la panella, quindi cercherò di stenderla il meglio possibile. Mi aiuto con una spatola.
diamo il tempo di raffreddarsi, un 20-30 minuti a secondo della temperatura che abbiamo ambientale, e poi passiamo alla frittura. Ci vediamo fra una mezz'oretta. Oramai è raffreddata, quindi ci aiutiamo. Ecco qui, coltello ben affilato, e facciamo subito dei tagli. Ci sarà un pezzo un pochino più alto, uno un pochino più basso, però sono fatti a mano, quindi si perdona tutto. Olio caldo, 170-180 gradi. Dobbiamo rendere questa polentina croccante. Quindi, olio caldo, come ho detto prima, ci mettiamo qui un ragno per tirare sul fritto. La prima non è tanto bella e la mangerà il cuoco. Poi incominciano a venire quelle carine, colorita, croccante. Sempre carta assorbente per asciugare il grasso in eccesso. Sentite? Buonissime. E mettiamo qui le nostre panelle. Sono pronte. Come dicevo prima, questa era del cuoco. Buon appetito.